Sabato prossimo vivremo insieme una speciale giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, il Medio Oriente e nel mondo intero, anche per la pace nei nostri cuori. Perché la pace incomincia nel cuore. Rinnovo l'invito a tutta la Chiesa a vivere intensamente questo giorno e sin d'ora esprimo riconoscenza agli altri fratelli cristiani, ai fratelli delle altre religioni e agli uomini e donne di buona volontà che vorranno unirsi nei luoghi e nei modi loro propri a questo momento. Esorto in particolare i fedeli romani e i pellegrini a partecipare alla veglia di preghiera qui, in piazza San Pietro, alle ore 19, per invocare dal Signore il grande dono della pace. Si alzi forte in tutta la terra il grido della pace.